La protesta dei comunali non è perché stiamo rinnovando il contratto di lavoro nazionale non lo rinnova il comune. Noi abbiamo un contratto integrativo invece, Sì, che noi mi abbiamo riferivo a già, quello. noi abbiamo questo contratto integrativo, noi l'abbiamo già sospeso e non è in discussione oggi, per cui la protesta non è legata al fatto che abbiamo in questo momento tolto il contratto, ma quanto perché i dipendenti hanno visto le poste a bilancio che vengono approvate appunto in queste ore, in questi momenti, intanto che voi state ascoltando la televisione, e il bilancio che noi vogliamo fare è un bilancio in pareggio. E i soldi che abbiamo appostato sul conto specifico per i premi dei dipendenti comunali, l'integrativo dei dipendenti comunali, a dire dei dipendenti è troppo basso. Devo dire che sulla cifra io sono d'accordo con loro. Sono d'accordo con loro perché considerate che nei tempi buoni si arrivava a prendere circa 9 milioni. Noi non avevamo messo niente e io ero convinto di chiudere il bilancio addirittura mettendo niente proprio. Cosa è successo? Che nella finanziaria hanno messo una norma che, se viene approvata così, impedisce al comune di dare il prossimo anno più di quello che abbiamo dato quest'anno. Siccome quest'anno non abbiamo dato niente, lasciando niente la chiusura del bilancio, il prossimo anno non potrei dare quello che io speravo di dare qualcosa. Allora sono corso in qualche modo a cercare qualcosa nelle pieghe dei nostri conti e abbiamo appostato 1 milione di lire. Questo milione è soprattutto funzionale, 1 milione di euro, scusate, io sono ancora 1 milione di euro, sì, grazie. E cosa succede? È oggettivamente poco, però è funzionale a poterne avere un altro l'anno prossimo, in più a quello che era già stato erogato nel periodo del commissario. Per cui il prossimo anno, comunque, facendo così, se passa la norma che il governo ha messo nella stabilità, quantomeno qualcosina abbiamo, poco, però qualcosa c'è. Se non mettevo niente rischiavamo di dare proprio niente. Detto questo, i dipendenti hanno visto i soldi, qui siamo sempre in presenza di persone che sono molto attente al bilancio, eccetera, e per cui credo che oggi pomeriggio, visto che oggi adesso sto registrando la mattina, insomma, anche nel pomeriggio verranno a protestare. Ieri sono venuti e hanno occupato Caffarsetti, insomma, in maniera pacifica, però credo che siano azioni che non credo di approvare e tantomeno è giusto stigmatizzare, insomma, non esiste che si può entrare nella sede di un comune, anche se è un'area, quella prima del sindaco, insomma, qualche ragazza si è anche spaventata, si è chiusa dentro, insomma, cioè io non c'ero perché ero alla città metropolitana, stavo lavorando, insomma, perché stiamo cambiando lo statuto, stiamo facendo lo statuto della città metropolitana. Ieri abbiamo approvato altri articoli. Allora, quando ho saputo questo, ho detto che una delegazione venisse, che li ricevevo, e li ho ricevuti e abbiamo parlato, insomma, mi hanno espresso tutta la loro amarezza, quanto difficile sia non avere, insomma, la variabile sullo stipendio, e in certi casi è molto difficile vivere, insomma, mi hanno raccontato le difficoltà. Poi mi hanno chiesto conto dei precari. Sì, È una domanda successiva. Precari, sì. Sono 85, io ho spiegato che non abbiamo ancora preso una decisione. La decisione per noi non sarà sui precari, ma sarà sulle persone singole, Marco, Antonio, Giuseppa, cioè, e questo ho chiesto, per quello 2 mesi fa avevo chiesto di poterli conoscere. Credo che non sia giusto che si possa pensare di gestire il personale attraverso il sindacato. Il personale lo gestisce l'amministrazione e i dirigenti, che in qualche modo anche a loro abbiamo contestato il contratto di secondo livello, e per cui dal 1° gennaio anche lì il contratto di secondo livello dei dirigenti è stato bloccato.